Ma a voi piace croccante o soffice? Mantù, bao, baozi, l'impasto più o meno è lo stesso. I cinesi usano una farina ultra raffinata, quella farina costa vita di Dio. Mi sono fatto un pensiero, ma se io utilizzo una grande manitoba forte, ma alla fine la splitto con un po' di frumina, io faccio una farina più debole ma molto più chiara. Questo è il mio segreto, ve l'ho rivelato. Farina manitoba e frumina, sale e zucchero, il lievito nostro di birra, all'ultimo latte e olio di semi, non acqua e strutto come vuole la tradizione, per renderlo un po' più dolce, più affine all'abbinamento che andiamo a fare. Però una cosa che ho voluto mantenere, il classico baking che mettiamo e sciogliamo nel latte prima di impastare. Mi raccomando, tutto a freddo, pronto, tiriamo su e facciamo impastare. Mi raccomando, la massa deve essere asciutta, non deve essere particolarmente morbida come se dovessimo fare una brioche. L'impasto è pronto, va semplicemente fatto riposare per una decina di minuti. A nanna, noi siamo pronti, la pasta comincia a suonare, un filo d'olio di semi sul piano di lavoro, via così. Stendiamo con l'aiuto di un mattarello e facciamo un bel rotolo, ci diamo una mano così e stringiamo quanto più è possibile. Lo dobbiamo aiutare con le nostre mani, lo schiacciamo leggermente, così. E facciamo delle pezzature che sarà intorno ai 20 grammi e lo mettiamo nella nostra placca. Avendo un forno a vapore, lo metteremo nel forno a vapore. Mi raccomando, al taglio va sistemato per far sì che abbia una forma regolare. I panini sono pronti, adesso lievitazione, ma mi raccomando, non vanno portati a raddoppio, ma una volta e mezza. A lievitare, pronti. Eccoli qua, i nostri panini a vapore. Via, un quarto d'ora e poi mi raccomando, dopo i 15 minuti di cottura, lasciateli nel forno per almeno altri 5 minuti. Eccoli qua, gonfi, vaporosi, la prova qualità di fronte a voi. Chissà se anche in Cina fanno la scarpetta, fate i bravi.